Ancora un episodio di violenza nella zona della stazione di Padova, una zona che di giorno è molto affollata, come vedete in questo momento, poi la sera invece le presenze si diradano ed è anche molto più difficile controllare quello che accade. L'ennesimo episodio di violenza, dicevo, con due cittadini marocchini che sono stati aggrediti alle spalle con una catena, un coltello, feriti. Vanno al pronto soccorso, poi tornano in stazione, chiamano le forze dell'ordine che arrivano e riescono a rintracciare i tre presunti responsabili che vengono denunciati. Ancora l'ennesima notte di violenza in stazione. I due marocchini sono stati aggrediti alle spalle da tre giovani, due egiziani e un connazionale. Uno è stato colpito alla testa con una catena di ferro, mentre un complice gli rubava dalle tasche 1.200 euro in contanti. Un terzo complice lo feriva alla mano con un coltello. All'altra vittima, che non ha subito violenze, i tre rubavano uno zaino con un paio di scarpe da ginnastica e 600 euro. Raccolte le descrizioni degli aggressori, i carabinieri hanno fermato poco lontano i tre presunti aggressori, un marocchino di 28 anni e due egiziani di 31 e 39 anni, tutti in Italia senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine. Perquisiti sono stati trovati in possesso di una forbice trinciapollo con una lama di 8 cm, lo zaino e le scarpe rubate e la catena in acciaio usata per colpire la vittima, ma anche un coltello da bistecca lungo 22 cm con la lama seghettata ancora sporca di sangue. I tre sono stati denunciati per rapina aggravata in concorso e due di loro anche per porto d'armi e strumenti atti ad offendere.